Mai più Covid Hospital, lo pretendono per Schiavonia almeno 500 cittadini di un'area molto vasta del Padovano, 44 comuni, 180.000 abitanti, che va dal Montagnanese al Conselvano, che hanno partecipato alla protesta fuori dall'ospedale. Con loro associazioni, i parlamentari Endrizzi, Lazzarini e Zan, consiglieri regionali, soprattutto del centro-sinistra, ma anche alcuni del centro-destra. Cittadini che per 2 anni si sono visti blindare l'accesso al loro ospedale, salvo in caso di grave contagio al Covid. Gente che ha dovuto accettare il rinvio di interventi chirurgici, ricoveri, visite, emergenze, a meno che non accettasse anche di effettuarli nei lontani ospedali di Piove di Sacco o Cittadella. Popolo al quale non è bastato ricevere indietro, giusto giovedì scorso, il pronto soccorso per dimenticare i disagi. Quando sono stata male ho chiamato il pronto soccorso e sono intervenuti subito, ma mi hanno portato la prima volta, quando mi sono sentita male, a Piove di Sacco. La seconda volta, che ho avuto un'altra volta a distanza di pochi mesi ancora un malessere, mi hanno portato ad Abano Terme. Un cittadino di 56 anni, credo, o quell'età lì, si è sentito male, abitava a Montagnana, si è sentito male durante la notte, è arrivato al primo soccorso, diciamo, di Montagnana, da Montagnana l'hanno trasferito qui, da qui l'hanno tenuto un paio d'ore sotto osservazione, non so cosa hanno fatto, l'hanno preso in ambulanza, l'hanno portato a Padova e poverino dopo 4-5 ore da quando si è sentito male è arrivato a Padova cadavere purtroppo. Questo territorio negli anni ha assistito alla chiusura di 4 ospedali, l'inaugurazione nel 2014 di uno tutto nuovo, Schiavonia, con oltre 400 posti letto, scesi poi a 220, fino alla scelta della Regione nel marzo 2020 di limitarne l'uso ai contagiati dal Covid. Abbiamo dato, hanno detto in molti al microfono, il nostro ospedale torni a lavorare per gli acuti e le emergenze. La Bassa ha chiesto questo e non solo. Le scuse sono un gesto minimo di attenzione umana ed è doveroso, perché crediamo che non si sia considerato completamente delle soluzioni alternative.